Di nuovo in onda, rigorosamente in diretta con Straordinaria a 3, in primo piano i temi della salute mentale. Saluto e ringrazio il nostro ospite, il dottor Michele Canil, lo conoscete tutti, neuropsicologo, psicoterapeuta e, mi piace ricordarlo, prorettore, vicerettore dell'Accademia Internazionale delle Scienze Costantiniane, che è un'importante istituzione che si occupa per l'appunto dei temi anche della salute mentale. Dottore, oggi è molto importante la sua presenza perché stiamo vivendo un periodo delicato da moltissimi punti di vista. Non solo perché si avvicinano le festività natalizie e sappiamo che le festività portano sempre anche delle conseguenze da un punto di vista psicologico ed emotivo, soprattutto nei soggetti più fragili, ma perché arriviamo da un mese difficile dal punto di vista della cronaca, con il caso di Giulia Cecchettin, che ha scosso, interrogato le coscienze e che mette al centro anche il tema, il rapporto tra genitori e figli, il tema dell'educazione in famiglia. Con lei oggi cercheremo di passare un po' in rassegna tutti questi punti e se volete aiutarci il numero lo vedete, è quello in sovraimpressione, potete quindi interloquire con il dottor Michele Canil. Mi passi il termine, dottore, questo per voi è un periodo di alta stagione? Sì, ironicamente possiamo dire così, alta stagione nel senso che dicembre è un mese particolare, perché è un mese che oltre ad avere il Natale, quindi tutti i riferimenti alla famiglia e alla storia personale, è anche un mese in cui l'essere umano tende a fare delle considerazioni conclusive, quindi anche un momento in cui si fanno delle riflessioni su quanto è stato l'anno, su cosa vorremmo dal futuro e quindi insomma ha degli aspetti introspettivi non da poco. Oltre a questo, chiaramente diciamo i mesi invernali rispetto ai disturbi dell'umore e ad altri generi di disturbi dello spettro mentale chiaramente risentono un pochino della stagionalità, però ecco questo sicuramente è un momento particolare soprattutto lì dove ci sono condizioni di marcata solitudine, di isolamento sociale, tutti quegli aspetti della nostra vita che vanno a peggiorare qualitativamente e che quindi vanno a toccare poi quella che è la nostra storia familiare ed educativa. La nostra esperienza in alcuni mesi dell'anno ha una sua, diciamo, stagionalità dimostrata. Diciamo che c'è più tempo per riflettere su se stessi e questo non sempre è un bene. Non sempre un bene, soprattutto quando la base da cui proveniamo è una base con delle psicopatologie piuttosto che degli aspetti traumatici o delle sofferenze, no? Noi possiamo trovare la persona che ha una sofferenza anche recente, che può essere ad esempio una rottura emotiva, una rottura affettiva, piuttosto che un lutto, e però reagire tutto sommato bene. E troviamo altre persone che nelle medesime circostanze può reagire estremamente male, perché lì alla base c'è stata una carenza ovviamente di quello che è il precursore di tutto e quindi la famiglia, le prime esperienze affettive che noi possiamo fare. Ecco, la famiglia che a Natale diventa una tappa obbligata per certi versi, nel senso che la famiglia a Natale può essere l'epicentro di gioie, sì, ma anche di tanti dolori, soprattutto se non ci sono rapporti equilibrati. Assolutamente sì, nel senso che una famiglia che da un punto di vista tecnico spesso noi chiamiamo disfunzionale, no? Che ha degli aspetti di scarsa capacità di accudimento, di relazione, che ha già creato in una persona tutto un bagaglio esperienziale non positivo, beh, questa sicuramente gioca un ruolo sfavorevole perché diventa disfunzionale poi ogni elemento che ci appartiene, salvo rari casi, e tendenzialmente appunto in questo periodo per diversi motivi ma anche proprio culturali, no? Legati al Natale. Noi vediamo in altre società dove ci sono altri eventi scanditi nell'anno
che diventano quelli poi l'elemento fondante di malesseri maggiori. E quindi, come dire, nella nostra cultura europea mediamente è il Natale. È il Natale. E quindi le faccio una domanda che all'apparenza può apparire brutale. Se ci sono queste condizioni, ci sono dei consigli, delle strategie per sopravvivere alla famiglia? Allora sì, non accusiamo la famiglia, ricordiamoci sempre che ci sono delle famiglie dove c'è un alto livello di sofferenza, ma anche molte famiglie dove per fortuna insomma, la vita progredisce in modo lineare e salutare. E sono la maggioranza, E sono voglio la sperare. maggioranza. Ecco. Diamo sempre anche i messaggi positivi, così ricordiamo che c'è un aspetto funzionale invece. Ma i consigli potrebbero essere questi, cioè in generale quello che si osserva è che lì dove c'è una scarsa funzionalità e quindi difficoltà affettive, relazionali, queste possono evolvere in molteplici disturbi. La cosa importante è che si è visto anche in alcuni studi cosiddetti longitudinali, no? Uno in particolare molto importante di Bowlby, un autore del secolo scorso, che studiò dei bambini dalla nascita fino quasi ai 40 anni poi con le sue assistenti. Si è visto che lì dove c'è una famiglia disfunzionale, chiaramente c'è poi un progredire disfunzionale della persona e quindi più difficoltoso, più sofferente di fondo. Ma quello che il bambino che ha sofferto non fa in età adolescenziale o adulta è il chiedere aiuto. E quindi l'andare a chiedere aiuto o costruire una piccola rete di supporto è quello che spesso queste persone non fanno. Quindi ritorna il tema della solitudine che è fondamentale. Quindi lo possiamo fare tutti noi nel momento in cui vediamo una persona che è in difficoltà e che è da sola, provare ad aprire un dialogo, oppure la persona che è sola e in difficoltà, io la inviterei proprio a cercare una relazione, a provare a raccontare a qualcuno, che può essere l'amico, che può essere il vicino di casa, può essere il medico di base, i sanitari, tutti quanti. Nel cercare aiuto qualcosa si può fare di meglio sicuramente, quindi non lasciamoli soli. Però cercare aiuto per tanti soggetti è fonte di stress, quindi non cercano aiuto, non ce la fanno. Purtroppo la maggior parte di coloro che hanno una sofferenza importante non lo fanno, autonomamente non lo fanno. Può darsi che con un piccolo invito da parte di chi hanno vicino si sciolga qualche barriera, chi lo sa, però magari vale la pena mettere una parola in più, provare ad andare incontro a chi vediamo che ha una sofferenza. Quindi ripristinare il dialogo sostanzialmente. Dialogo sicuramente, stabilire un contatto, perché vede, al di là del dialogo dietro c'è un interesse che un essere umano mette per un altro e quindi l'empatia che probabilmente è mancata. L'empatia è appunto la nostra capacità di capire i sentimenti dell'altro e spesso dietro diversi disturbi, a volte anche dietro i disturbi d'ansia, di attacchi di panico, c'è proprio una mancata empatia o da parte genitoriale o comunque dell'ambiente che ha un po' forgiato la persona. Quindi provare, io dico, non nuoce più di tanto e chissà se a volte un piccolo gesto da parte di tutti può aiutare qualcuno, è una piccola ma grande differenza, no? L'attenzione che possiamo mettere nei confronti delle persone vicine al giorno d'oggi sembra essere una merce molto rara. È anche improprio chiamarla merce, ma è per fare un esempio e quindi lì dove c'è una sofferenza profonda normalmente c'è anche la solitudine. L'empatia, ecco, spieghiamo bene che cos'è, non è mera compassione, l'empatia è qualcosa di diverso, è qualcosa di più. Qualcosa di più, l'empatia è il riuscire a vedere un pochino dentro quella situazione e magari anche al creare un dialogo, come diceva lei. L'empatia di per sé è un sentire nostro, no? Nei confronti dell'altro e quindi entrare un pochino in comunicazione è il passo successivo ed è quello che potrebbe fare la differenza. Vedete, ci sono molte situazioni che spesso addirittura non accedono a percorsi di cura e quindi anche questo dovrebbe farci molto riflettere, no? Accedere a un percorso di cura vuol dire fare la netta differenza anche in termini di sicurezza delle persone che stanno soffrendo e che
attenzione, possono mettere in rischio se stessi o gli altri, e questo è uno dei risvolti dei disturbi, diciamo, della salute mentale. Ecco, poco fa con gli ospiti che l'hanno preceduta, creiamo questo link, abbiamo parlato dell'intelligenza emotiva dei nostri nonni. Quindi magari c'era poca cultura, nel senso poca educazione, scuole, università, ma c'era la capacità di entrare in connessione con gli altri. Oggi forse c'è meno intelligenza emotiva di quel tipo, visto che parliamo e parleremo di dialogo tra generazioni fra pochissimo. Sì, io credo di sì, questa è una mia opinione, ma insomma sembrerebbe supportata anche da quelli che sono i dati. L'intelligenza emotiva di fondo è una capacità di comprendere l'emozione e poi di trasformarla in un gesto che può tradursi in una buona educazione, cioè nel far fare una buona esperienza educativa ai nostri figli. E per buona educazione apriamo una seconda parentesi. Spesso mi dicono, ma se io i miei figli gli do tutto, li accontento, cresceranno più forti, non li frustro mai. No, attenzione, non è così. E non sono solo io a dirlo, sono molti autori importanti, cioè un po' di frustrazione serve ai nostri figli, perché altrimenti non li abituiamo assolutamente a reggere quelli che possono essere i contraccolpi futuri, prima cosa, e seconda cosa, dobbiamo pensare che solo attraverso un pochino di fatica e impegno riusciamo ad ottenere le piccole o grandi cose che noi vorremmo ci fossero nella nostra vita. E quindi li educhiamo in questo modo a conquistare quello che loro desiderano. È molto più frustrante il contrario, perché se da un lato costruiamo un bambino o una bambina che non hanno frustrazioni e sembra beneficiarne, un giorno impatteranno gravemente nella società, e questo impatto arriva già con la preadolescenza. Il giorno d'oggi è tutto molto anticipato. Nella preadolescenza ci sono anche questioni relazionali. La prima fidanzatina o fidanzatino che vanno a chiudere il rapporto, piuttosto che il brutto voto, piuttosto che una sconfitta sportiva, diventano il primo piccolo ma per loro enorme scoglio, perché non hanno mai fatto questo tipo di attività del far fronte all'evento negativo. Quindi educare al fallimento. Certo che sì, educare al fallimento, ad incassare. Incassare permette di fare un po' pace, non accusarsi, non far precipitare l'autostima, come invece succede per chi è troppo poco abituato a farlo. Non solo, fa poi elaborare, ma qua si chiede l'aiuto di tutta la famiglia, elaborare una strategia per far fronte, per dire dai, riproviamo e vediamo cosa si può fare. Questo è fondamentale perché costruisce la base soggettiva dell'individuo per il futuro, no? Quindi anche magari questi genitori performanti che chiedono al figlio appunto di performare, di essere magari sempre ai primi posti delle classifiche sportive piuttosto che a scuola, non fanno il bene dei figli. Rischia di essere un troppo, e questo troppo purtroppo presenta un conto in un'unica soluzione più avanti nel tempo. Tende a non dare, come dire, particolari avvisi, soprattutto nella prima età scolare, quindi elementari medie, no? Poi tende ad arrivare con la preadolescenza o comunque intorno ai 12 anni potremmo già avere manifestazioni di difficoltà. Se noi ancora una volta a quella bambina o quel bambino gli consentiamo una via di uscita facilitata, non gli stiamo insegnando a cavarsela. Quindi a forza magari di caricare la bambina, il bambino di attese, questo prima o poi si blocca? Si blocca, nel bloccarsi cala l'autostima, e non solo, internamente si blocca anche il dialogo, perché la bambina o il bambino cominciano a dire no, come io sono sempre stato un vincente, non posso accettare di essere diverso da così. E quindi comincia quella che potrebbe anche evolvere in maniera un po' più importante, uno scollamento. C'è un io, un sé del bambino che dice ma come io sono sempre stato vincente, l'altro sé comincia a dire questo è un fallimento, devo prenderne atto. Quindi una separazione progressiva dalla realtà. Uno scollamento interiore, che poi diventi uno scollamento anche dalla realtà, ci si augura di no, ma potrebbe accadere. Quelli sono casi estremi in cui si arriva a un disturbo di tipo psicotico poi.
o comunque borderline che, ahimè, riempiono la cronaca nera, anche come immagino i fatti recenti di cui si è molto parlato. Quindi una buona distribuzione, un granello di frustrazione serve, un granello di autostima serve, forse anche un granello di performance non fa male, ma deve essere tutto equilibrato. Non possiamo avere uno squilibrio troppo forte da una parte o dall'altra, perché attenzione, se sovradosiamo anche la frustrazione avremo una persona depressa che non ha fiducia in sé, che non costruirà relazioni e che probabilmente è destinata anche a un disturbo dell'umore. Quindi lei dice che i genitori devono essere bravi nel dosaggio. Nel dosaggio, devono essere artigiani e purtroppo è molto difficile questo lavoro perché l'artigianalità dell'essere genitori significa dosare un pochino alla volta i vari aspetti che sono necessari ai nostri figli, con la seconda complicanza che non tutti i nostri figli sono uguali, perché nelle famiglie dove ci sono 2 o più figli è esperienza di ogni genitore che lo stesso metodo non produce lo stesso risultato con uno o con l'altro, quindi dobbiamo anche essere un pochino bravi a cucire su misura questo abito che chiamiamo educazione. Un abito su misura, tailor made, mi piace questa espressione, quindi non ci sono soluzioni industriali. No, ci sono delle linee generali, ma poi va sempre cucito un po' su quelle che sono le esigenze di ogni tipo di personalità e a volte la personalità la vediamo già nei bambini piccoli, a 1 anno o a volte anche prima, no? Il temperamento, abbiamo il bambino che in ostetricia ha già un temperamento forte, quello più remissivo e già la base genetica un pochino c'è. E senta, dottor Canilla, lei ha scattato questa fotografia generale in più occasioni in questo quarto d'ora che abbiamo passato insieme, appunto mi è venuta in mente la vicenda di Giulia e non potrebbe essere altrimenti. Senza, ovviamente ogni storia è a sé, non vogliamo dare giudizi sul caso specifico e ci mancherebbe altro, ma come abbiamo detto la storia di Giulia Cecchettin ha aperto un dibattito politico, sociale e civile senza precedenti, ha scosso le coscienze, interroga sul ruolo anche di genitore, sul ruolo degli educatori, sulla capacità delle comunità di fare rete. È così. Lei che sentore ha, che giudizio ha di questo mese di dibattito, a volte anche forte e strumentale? Allora, premetto che è difficile, bisognerebbe andare a conoscere nel dettaglio e questo è anche un po' il lavoro poi di noi periti, quello di andare a capire bene le situazioni. Ci sono diverse aree secondo me. La prima è che spesso purtroppo in realtà ci sono delle situazioni che nascono da un seme e germogliano un pochino alla volta. L'importanza di intercettare il prima possibile delle situazioni che nascono come un disagio, una sofferenza e poi possono esordire fino alla cronaca è proprio quello che dobbiamo tentare un po' tutti di fare. Dico un po' tutti perché non è solo una prerogativa di noi clinici, ma è forse anche il fare un po' più rete, come diceva lei, in una società in cui la rete, ahimè, io vedo che sta sempre mancando. Dopodiché dobbiamo anche considerare questo, un conto è un'evoluzione di un disagio che può portare ad un disturbo di cosiddetta area nevrotica o un disturbo borderline oppure in terza fascia un disturbo psicotico e qua è tutto da vedere, da capire, però dobbiamo renderci conto che ci sono dei livelli anche di gravità e quindi la progressione di un disagio così forte può portare anche ad arrivare a livelli di gravità molto importanti. In realtà poi quelli che sono i cosiddetti buffet deliranti tecnicamente sono pochi, cioè questo falso mito della persona normale, del vicino di casa che un giorno si sveglia e apre il fuoco contro tutti, in realtà è una cosa di una rarità estrema. Diciamo che anche la categoria del raptus, spesso si utilizza questo termine, che è un termine anche giornalistico, di per sé non esiste. Non esisterebbe, no.
Perché appunto raptus lo convertiamo in linguaggio tecnico come un buffet delirante o un accesso, un esordio di tipo psicotico paranoide, ma non sono mai così immediati, non nascono da nulla. Purtroppo nascono invece da tutto un retroterra di sofferenza. Questo penso sia importante che sia accertato, e poi il grande quesito che mi sono posto, anche sentendo proprio la cronaca, i dibattiti di questo mese, è come potremmo fare noi ad intercettare precocemente queste situazioni per il bene di chi compie un gesto estremo e di chi purtroppo lo subisce. Forse servono degli altri strumenti che in questo momento in parte funzionano sicuramente, ma vanno rinforzati. Purtroppo le previsioni dell'OMS non sono buone in tal senso, perché ci dicono armatevi un pochino di più nell'area psicologica, psichiatrica, neuropsicologica, perché probabilmente lì ci sarà un aumento di sofferenza. E quindi forse servono anche nuovi strumenti, nuove strutture, questo è tutto da vedere. Nuovi investimenti anche pubblici? Sicuramente, sicuramente. Quello che stiamo facendo copre in parte, o probabilmente copre anche al 90%, questo è difficile da stabilire, ma caspita, quel 10% lì può fare la differenza. E stiamo parlando spesso di vite umane, ma non solo riferito a questo caso di Giulia, ma riferito anche ad altre situazioni in cui sono le persone stesse che hanno una patologia e fanno male a se stessi, piuttosto che mettere in pericolo gli altri. Quindi va fatto con una coscienza sia per chi soffre sia per chi subisce. Quindi anche c'è tutto il tema dell'autolesionismo sostanzialmente. Lesionismo e non di meno il suicidio, che rimane sempre un aspetto molto complicato del nostro lavoro, sia, diciamo, ci sono degli elementi di previsione sicuramente, sono più difficili gli elementi di previsione di chi può compiere un atto aggressivo verso qualcun altro. Sebbene in genere dietro queste situazioni, in genere dico, perché qua bisogna, ripeto, vedere sempre nello specifico, queste persone tendono a vivere l'impossibilità di separarsi, quindi una dipendenza che arriva ad un grado così estremo per cui la separazione non è concettualmente non è fattibile, e quindi l'atto aggressivo in qualche modo andrebbe a spegnere quell'idea di abbandono. Un'idea di abbandono chiaramente patologica, sofferente al massimo livello. E che è frutto di una dipendenza affettiva. Una dipendenza affettiva, categoria ancora un pochino, secondo me, sottovalutata nel nostro ambito psichiatrico, ma che diventa fondamentale non solo in questo caso, ma anche nei casi proprio del cosiddetto suicidio o d'abbandono, no? Che purtroppo poi insomma ha tutta una sua statistica anche in relazione ad esempio all'andamento delle società. Si è visto che lì dove in generale ci sono delle eccezioni, comunque lì dove le società tendono ad aumentare il benessere economico e sociale peggiorano i suicidi, quindi aumentano. Lì dove una regione piuttosto che uno Stato tende ad avere un po' una fase depressiva economica, tendono a migliorare. Diciamo che l'arte quindi della sopravvivenza porta le persone a concentrarsi su altro. Lo sa, forse in quel caso lì ci stringiamo maggiormente nella famiglia, nel nido, o in qualche modo diventa più supportivo il relazionarsi tra persone nella difficoltà. Siamo meno inclini a solipsismi sostanzialmente. Probabilmente sì. Ma senta, dottore, lei ha centrato uno dei temi, secondo me, proprio quello della dipendenza affettiva. Se ne parla ancora troppo poco. Possiamo spiegare a casa che cos'è una dipendenza affettiva? Allora, partiamo da un'idea. L'essere umano, o meglio i mammiferi, dipendono. Noi nasciamo dentro una dipendenza, e guai se non fosse così. Provate a immaginare una mamma con i suoi cuccioli che non accudisce i cuccioli, diventa un dramma già in partenza. Quindi una certa quota di dipendenza in realtà è qualcosa che può essere considerato anche positivo, cioè intendiamo per dipendenza quel tipo di interazione dove l'altra persona diventa molto importante per noi e noi siamo molto importanti per l'altro.
L'aspetto problematico nasce quando la quota di dipendenza è troppo grande, cioè quando la persona diventa estremamente fondamentale. Come si fa a delineare questo? Ma è un po' difficile, perché non è che sia come il colesterolo, che diciamo va bene fino a 200, diciamo che è tollerabile, oltre i 200 bisogna stare attenti. La dipendenza diciamo, riguarda poi non solo la relazione da una persona all'altra, ma riguarda anche tutto il contesto che la persona vive al di là di quella relazione. Quindi nella misura in cui io, ad esempio, ho una rete sociale, ho un lavoro, ho una passione, ho una famiglia alle spalle, i miei bisogni sono sufficientemente coperti. Nel caso in cui io invece sia una persona estremamente sola, è come se io fossi un tavolo che non poggia su 4 gambe, o su 6, o su 8, o su 20, ma sono un tavolo che poggia tendenzialmente solo su una gamba, me stesso. Quelle persone tendono ad essere un po' più a rischio, perché persa, diciamo, l'unica relazione o interazione nella quale sono impegnati, nella quale investono il 100% di sé, è come se si perdesse tutto, e lì comincia il dramma. Quella è la fase drammatica, per cui se io ho una struttura di personalità, la cosiddetta normale, che non si è mai vista ancora, ma diciamo nevrotica, normale, posso reagire in un modo. Se io ho una struttura di personalità borderline, reagisco già in un'altra maniera. Se ho una struttura psicotica, chiaramente si evolve in un quadro drammatico, o per me stesso che la vivo, o per l'altra persona. Non c'è più la separazione tra individualità. No. E quindi quella simbiosi là diventa un elemento che nella mente della persona non può essere perso. Chiaramente quindi la distribuzione dei nostri bisogni è fondamentale. Lì dove sono troppo concentrati si parla di dipendenza affettiva, perché diventa fondamentale e non permette nessun'altra scialuppa di salvataggio alla persona. E anche qui, tornando al tema educativo, al ruolo dei genitori, i genitori devono educare, o comunque gli educatori devono educare alla indipendenza affettiva. Noi spesso abbiamo parlato, no? Il mito del nord-est, l'indipendenza economica. C'è l'indipendenza economica, c'è anche l'indipendenza affettiva. Poi a volte le due cose vanno anche di pari passo. Bravissimo. A volte riscontro nella pratica clinica, ma anche nel confronto con molti altri colleghi, come spesso, adesso facciamo un disegno di massima, anche l'imprenditore che ha delle possibilità, che si è impegnato molto nella vita, che ha molte cose, se effettivamente è troppo slegato, è troppo autonomo, finisce per essere solo e tende a cadere anche lì in una sorta di dipendenza affettiva. Anche quella è una situazione di rischio. Quindi lì dove fondamentalmente, facciamo la metafora del tavolo che faccio sempre ai miei pazienti perché è molto chiara, se noi siamo un tavolo dobbiamo avere almeno 4 gambe per essere stabili. Già 3 gambe, cioè 3 elementi, che può essere il lavoro, la famiglia e una buona amicizia, a volte non sono del tutto sufficienti. Io la ringrazio, dottore, sono riflessioni molto profonde, molto utili secondo me. E quindi fra qualche istante abbiamo un minuto proprio di pubblicità, ritorneremo a occuparci di questo, facciamo anche dei passi ulteriori a fra poco.